Ben ritrovati tutti quanti. Eccoci nel mese di dicembre, un mese che trovo speciale, forse perché ispira sentimenti delicati, gentili. Voi che ne pensate? È quasi la vigilia di Natale ed ho cercato di fare del mio meglio. Ho fatto varie attività, tra cui fare una bella passeggiata al parco, fare amicizia con degli animali meravigliosi. In genere sono dei cani, a volte dei gatti. Ho anche incontrato qualche cavallo e lucertola gentile. Ho cercato di trovare del tempo per avere cura della mia persona, dedicandomi a fare un po' di allenamento. Quest'anno non farò l'albero di Natale perché in genere tenendolo in un'altra stanza lo godo poco. Così ho deciso di prendere solo una parte degli addobbi natalizi. Queste scatole qui contengono i festoni con cui decorerò le parti alte delle porte. In genere mi piacciono tutti i simboli di Natale, le campane, le cartoline come questa, i carillon. Non mancano mai le passeggiate a Mondello. Lili, mi piace tantissimo questo borgo. Qui a Mondello non c'è solo mare, Liberty, ma anche dei meravigliosi alberi. Guardate queste bacche. E queste bacche contengono dei filamenti che sembrano cotone. Guardate. Non so voi, ma in questo periodo cerco di comprare tutto ciò che possa essere simbolico, tipo le noci, la frutta secca, che adoro. Mangio tanta frutta secca, sì. Questo è il periodo dei loti, questi sono proprio quelli piccolissimi che arrivano dai territori qui vicino Palermo. E poi questi meravigliosi melograni. Io adoro i melograni, soprattutto quelli che hanno i chicchi succosi e dolci. Questo è anche il mese della festa religiosa di Santa Lucia. In Sicilia si fa il grano, in questo caso ho fatto la cuccia palermitana, quella dolce che è fatta con la cioccolata, qui sto tagliando la zuccata. E aggiungo anche qualche scorzetta di arancia, pezzettini di cioccolato da spargere nel piatto. E questo è il risultato. Invece questa è la cuccia dell'entroterra siciliana, precisamente di Caltanissetta. Si usa fare ceci e grano insieme. Ho messo qui il primo festone, ha questo bel fiocco argentato. Queste foglie sono vere, le ho glitterate con questi brillantini, ho completato con le spighe di grano che a mio parere danno un tocco speciale alle composizioni. Questo è il risultato. Questo è l'altro festone, è più grande, ho seguito il disegno dell'arco della porta. Ho messo questa frutta uva con questi brillantini, le foglie, sono le foglie di magnolia. Sono delle foglie che ho fatto essiccare e poi ho messo questi brillantini. Queste sono delle piccole meline, questi fiocconi in raso.
Anche queste campanelle le ho glitterate, ho messo questi luccichi per renderli più festosi, più luccicanti. Questo è il risultato. Ho cominciato a pensare ai regali di Natale. Per esempio, ho preso questa agenda che è molto semplice, così bianca la copertina, e ho pensato di decorarla con la tecnica del decoupage, per cui ho ritagliato e farò dei motivi floreali. Questo è il risultato. Adesso mi sembra molto carina. Quando faccio dei lavoretti mi piace mettere la mia firma. Secondo voi piacerà questo regalo? Fatemi sapere. In questo mese si è voluto simboleggiare qualcosa, un evento grazioso, e quindi abbiamo comprato questo dolce, questa cassata a base di ricotta e pasta reale. È abbastanza fresca, infatti vedete è molto morbida, è buonissima. Quando vado in giro, in città, scopro sempre qualcosa di nuovo e di bello. Mi lascia distrarre, piacevolmente. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me. Spesso quando si va in giro si trova sempre l'occasione per mangiare qualcosa di buono, a volte anche comprare qualcosa di diverso rispetto al cibo. Four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me. I regali sono quasi tutti pronti. Questo è un fiocco che ho fatto io e ho applicato su un panettone. E qui tutti questi pacchettini. Ognuno di voi si senta abbracciato calorosamente da un buon sentimento da parte mia. Ciao e ricordatevi di sorridere sempre. Calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me seven swans a singing, six geese a laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the eighth day of Christmas, my true love gave to me eight maids a milking, seven swans a swimming,